tunnel della crisi fosse lungo 100 metri, le imprese veneziane ne avrebbero percorsi appena 58. A dichiararlo sono le stesse aziende interrogate dalla Fondazione Leone Moressa, che ha pubblicato l'osservatorio congiunturale sull'artigianato e la piccola impresa, coinvolgendo un campione di 1400 realtà imprenditoriali con un massimo di 19 dipendenti. Insomma, il traguardo è ancora lontano, anche se i timidi segnali di ripresa registrati nella seconda parte del 2010 incoraggiano. La fine del 2010 ha registrato un leggero progresso nei livelli di fatturato, ordinativi, produzione, domanda e una buona propensione delle imprese verso, per quanto riguarda i fatturati legati all'export. Ci sono proprio delle variazioni percentuali positive che in qualche modo possono ipotizzare come stia iniziando, diciamo, la ripresa per le piccole aziende del Comune di Venezia. Ci sono ancora problemi legati ai livelli occupazionali, l'occupazione continua a ridursi, le imprese non investono pochissimo su entità anche di spesa molto limitate, parliamo di meno di 100.000 euro la maggior parte delle aziende, quindi entità di investimento proprio limitate. Per la invece prima parte del 2011 si prevede un ulteriore aumento dei maggiori indicatori. Per quanto riguarda l'occupazione non si prevedono né aumenti né riduzioni, quindi una variazione nulla, mentre gli investimenti continueranno, diciamo, ad essere ancora stagnanti. In ogni caso, la moderata crescita della produzione, del fatturato e degli ordinativi non permette agli operatori economici di rilassarsi. Di ostacolo all'attività aziendale è l'allungamento dei tempi di pagamento dei clienti, che si attestano in media sui 65 giorni e, se si ha a che fare con la pubblica amministrazione, arrivano anche a 96 giorni. I settori più in ripresa sono il manufatturiero e quello dei servizi, male invece l'edilizia. Non solo fa segnare, diciamo, delle flessioni quando gli altri settori mostrano dei primi segnali di crescita, ma ci sono anche ancora delle contrazioni dal punto di vista occupazionale e una limitazione per quanto riguarda invece gli investimenti. Secondo la Fondazione Moressa ci vorranno anni per tornare ai livelli di fatturato pre-crisi e ancora di più perché si registri una ripresa dell'occupazione. Dal momento che un aumento nei livelli produttivi delle aziende non necessita l'assunzione di nuova manodopera, ma si preferisce far lavorare di più i dipendenti che si hanno all'interno. Quindi solo in un secondo momento avverrà l'assunzione di nuovo personale. Quindi per la crescita ci si deve aspettare di ritornare sui livelli pre-crisi almeno non prima del 2013. Per quanto riguarda i livelli occupazionali si parla di molti più anni. Ad avere più chance in questo momento sono comunque le imprese che esportano, perché il mercato interno è ancora fermo. Piccole aziende invece che fanno riferimento al mercato interno sono quelle più svantaggiate, proprio perché il grosso problema è un calo della domanda interna del nostro territorio. Questo vale per il territorio di Venezia, ma vale per tutto quanto il territorio nazionale. Chi ha la possibilità di commerciare con l'estero ha maggiori possibilità di crescita, perché effettivamente l'export è uno dei primi indicatori che ha iniziato a galoppare.